Oggi c'è una grande festa in conclusione di un mega progetto, un progetto d'arte nato in collaborazione con la nostra artista Nadia Fanelli, che ha dato una possibilità ai nostri ragazzi di predisporre i propri sogni, di trasportare i loro sogni sulle tele, e da qui nasce il titolo Segni come sogni, a conclusione di questo progetto, ma che speriamo abbia un seguito. E c'è tanta festa, tanta emozione, perché finalmente dopo tanta pazienza, dopo tanta attesa nel realizzare questi capolavori da parte dei nostri ragazzi, c'è il momento della soddisfazione finale e poterli esporre e far vedere a tante persone. C'è anche un'asta, sì, un'asta che diciamo è un'asta benefica, quindi il ricavato poi servirà per sostenere ulteriormente questo progetto e poterlo realizzare per avere una continuazione e dare sempre più possibilità ai nostri ragazzi. Dichiaro aperta quest'asta e do il valore massimo di quest'opera, signori, a 200 euro. Chi offre 200 euro? Io ricordo sempre le pareti di casa vostra. Rido se la ridono. E pensate alla parete di fronte al vostro letto. Cioè io mi alzo la mattina e vedo uno semmai con l'occhio schiacciato. Top. In questa occasione sono stato incaricato con onore di presiedere quest'asta, quindi sarò il battitore d'asta. Prima volta che a Castel Goffredo c'è un'asta d'arte e quindi anche un evento sul nostro territorio, quindi guiderò queste 40 opere che verranno, diciamo, veicolate nelle case dei castellani e dei limitrofi. Questo progetto nasce dall'idea di trattare bellezza e di poter dimostrare quanto i ragazzi potessero produrne di bellezza stessa. L'importanza dell'arte è fondamentale sicuramente per tutti gli aspetti educativi, per tutte le persone, in particolare per le persone con disabilità, perché diviene un'alternativa comunicativa, crea una sorta di compensazione, e se si utilizzano anche tecniche particolari come quelle che abbiamo utilizzato noi, andiamo in qualche modo ad evolvere ulteriormente il lavoro. Ma il vero messaggio e la vera finalità, quella più profonda a livello sociale, è garantire un'alimentazione alla solidarietà. Quindi questo noi lo stiamo facendo per sensibilizzare la società, non solo per la raccolta fondi, che è importantissima per noi, ma non è la parte fondamentale. La parte fondamentale è che tutti sappiano che i nostri ragazzi possono produrre bellezza. Dario ci presenta quest'opera che si chiama Sfumature di primavera, siamo anche in tema, ok? Quindi per chi conosce Dario sa benissimo che i suoi colori non sono questi, ma sono il bianco e il nero, quindi che sforzo ha fatto l'artista per mettere tutti questi colori sulla tela. Quindi partiamo con questa opera unica, sempre tecnica mista su tela, 50x50 le misure dell'opera, 60 euro base d'asta, rilanci a 10, aperta l'asta. I nostri ragazzi possono essere fino a 15, adesso sono 13,5, non perché ne abbiamo tagliato uno, ma perché un posto è part-time, quindi questa è la nostra capienza, è un centro piccolo, ma un centro che cerca di elevarsi a livello qualitativo il più possibile. I CSE, i centri socioeducativi, accolgono ragazzi con disabilità medio e lievi. In realtà questo è quello che è sulla carta, poi con l'invecchiamento spesso le disabilità divengono medio-gravi. Ovviamente noi parliamo sempre di ragazzi perché quando sei lì il tempo si ferma e siamo tutti ragazzi, quindi bello stare con loro, bello conoscerli e vi invitiamo a partecipare alle nostre iniziative per comprendere e toccare con mano la nostra realtà, che è tanta roba. Inizialmente volevamo comunicare, far capire ai ragazzi come fosse importante il colore e il grande potere comunicativo del colore, e che anche le forme più semplici potevano avere comunque un grande significato. La cosa più entusiasmante è stato vedere come questi ragazzi lavorassero con passione. È un lavoro, ogni opera è un lavoro di grande pazienza, e io credo che ogni cosa che venga fatta con tanta pazienza sia determinata comunque da una passione, e loro hanno dimostrato di avere tanta passione in quello che facevano. E se inizialmente c'era la paura di non farcela, presto questo timore si è trasformato nell'entusiasmo di vedere il lavoro finito, e questo è stato bellissimo.